10.000 chilometri senza volare. Mi chiamo Giulia e sono brasiliana. Il merletto è arrivato nel mio paese con l'immigrazione portoghese, grazie alle mogli dei pescatori e dei marinai provenienti dall'isola di Madeira e dall'archipelago di Azore. Un nostro detto popolare dice: onde tem peixe para pescar, também tem renda. Dove c'è pesce da pescare, lì c'è anche il merletto. Sia Ceará, stato del nord-est brasiliano, che Florianópolis, capitale dello stato di Santa Caterina, sono sempre legate all'immagine delle donne che lavorano nel merletto, qui conosciuto come renda de biurus. Il merletto viene lavorato usando come supporto il tombolo, proprio come Venezia. Sono molto legata al merletto perché è stato un protagonista speciale nel giorno del mio matrimonio con un veneziano. Mia mamma, che non ha potuto raggiungermi dal Brasile, mi ha regalato un merletto realizzato con le stesse tecniche veneziane che ha arricchito il mio abito da sposa. Quel merletto è stato un vero portafortuna perché mi sono sposata nell'unico giorno della settimana che non ha piovuto. Sono sicura che è tutto merito dell'amore della mia mamma, indossato sotto forma di merletto, che ho sentito vicino a me, anche se lei era in Brasile.